Chiudiamo la stagione sportiva, metaforicamente parlando, con l'ultima fatica editoriale di Basilio Borgo. Basilio Borgo, nel suo libro che ha presentato ieri alla luce di tanti amanti dello sport, l'Akragas in bianco e nero, internazionale, la stella del Biscione, riguarda appunto l'Akragas del 62 al 63 e i campionati di Serie A e Serie C del girone 1962, 63, 65, 66. Dunque, allora, questo intanto vi ringrazio sempre per la vostra cordialità e per la vostra anche pazienza nelle sopportare le mie pubblicazioni. Siamo arrivati al 20° libro. Diciamo, questo è stato un libro che è stato sponsorizzato dal dottor Renato Rametta, interista d'occhio, ma soprattutto akragantino d'occhio, perché il papà, pur essendo loro originari di Siracusa, sono state sempre presenti nella storia dell'Akragas, soprattutto per ricordare il suocero di Rametta, l'onorevole dottore Mangiovì, Michele Mangiovì, che è stato anche uno degli artefici del mio impiego al comune di Agrigento, lo devo dire, mi ricordo molto amico di mio padre, però io non sapevo i particolari della sua presenza dell'Akragas. Questo Rametta me l'ha approfondito, dicendo che lui è stato dal 55 per 5 anni presidente dell'Akragas, portando con 3 promozioni dalla prima categoria fino ad arrivare alla Serie C unica. Poi si era un po' distaccato per motivi anche politici, non lo so, e poi lui è ritornato alla grande proprio nel 62-63, quando l'Akragas a metà campionato aveva problemi economici, sotte cose che succedevano ad Agrigento, e poi praticamente lui ha ricompattato l'ambiente mettendo con le sue conoscenze di imprenditori, mettendo nuova linfa alla dirigenza akragantina, che guarda caso quell'anno ha fatto il miglior campionato della sua Serie C, arrivando a un passo dalla Serie B, dietro il Potenza e il Trapani, e fu un bellissimo campionato. Proprio in quell'anno l'Internazionale, come diceva Nicolo Carosio, di Herrera, vinceva il suo primo scudetto dopo il predominio juventino di inizio anni 60, e poi siamo passati a un altro campionato sempre nello stesso libro, del 65-66, quando l'Inter vinceva la sua stella, infatti ci ha messo la stella del Biscione, e l'Akragas fu l'anno che il 65-66 ho ricordato in un precedente libro, quello Salernitana Docet, in cui ci fu la famosa partita Akragas e Bari, dove l'Akragas batte il Bari 1-0. Questo per dimostrare che l'Akragas è sempre viva.